Ecco, dal sindaco di Menfi è arrivato un appello da parte verso l'onorevole Di Mauro, il presidente dell'autonomia, per creare una rete tra amministratori, tra sindaci. Ecco, lei avverte questo pericolo? Assolutamente sì, perché bisogna fare un'azione di forza congiunta, perché assolutamente non possiamo assistere a una situazione, una presa di posizione da parte del governo nazionale che la Sicilia, per tutto quello che comporta e presenta, possa soltanto ricondursi a una regione dell'assistenzialismo. Non deve esistere, noi lotteremo e io voglio essere anche una delle promotrici di questo chiamiamolo comitato, chiamiamolo sistema, chiamiamolo rete, ma secondo me è la politica del buonsenso. Non possiamo accettare questa situazione. Sindaco, da lei è venuta la denuncia di una forte preoccupazione verso Baglioni, chi parla male, diciamo chi va contro Salvini viene subito additato, c'è un rischio di democrazia, diceva lei nel suo intervento. Io ho posto un problema di tenuta democratica nel nostro Paese, oltre che un problema economico-finanziario per i paesi del Mezzogiorno, perché il combinato disposto tra la Lega e il Movimento 5 Stelle porta soltanto il Mezzogiorno come dei paesi che devono essere assistiti e quindi non c'è nessuna politica di sviluppo per cercare di farci camminare sulle nostre gambe. Questo è inaccettabile. Se dovesse passare questa legge sull'autonomia finanziaria delle regioni ricche significherebbe la fine della Sicilia e questo noi dobbiamo cercare di evitarlo.